Ligia Virtus firma l'impresa nella 15ª giornata di Serie D, batte la vice capolista Scafatese e incassa 3 punti pesantissimi per la propria classifica. I giallorossi rimonta, piegano i più quotati avversari che partono forte dopo aver sfiorato per 2 volte il vantaggio, con Palmeri prima che calcia di poco alto e Albadoro poi che non trova l'impatto da posizione favorevole. I gialloblu passano al minuto 10 grazie a una magia su punizione di Aliperta che fa secco Cannizzaro per l'1-0 Scafatese. Ma è una gioia che dura poco per gli ospiti, infatti al 25esimo Ligia rimette tutto in parità grazie a Currò, lesto a riprendere la respinta di Becchi sulla zuccata di Trombino e da 0 metri mettere in rete l'1-1 e che gli vale come secondo sigillo in campionato. Giallorossi che sulle ali dell'entusiasmo ribaltano tutto al minuto 30 quando il signor Barbetti concede loro calcio di rigore per fallo di mano di Esposito e dagli 11 metri Trombino non sbaglia spiazzando Becchi e facendo così Ligia Virtus 2 Scafatese 1 e per l'attaccante igeano si tratta della quarta rete in campionato. Nella ripresa la Scafatese si riversa in avanti alla ricerca disperata del pareggio provandoci a più riprese, ma le conclusioni di Neglia al 47esimo, di Aliperta 3 minuti dopo, ancora di Neglia al 60esimo, quindi nuovamente di Aliperta al minuto 68, a seguire anche quella di Embalo al 74esimo e infine di Palmeri al minuto 78 non sortiscono l'effetto sperato. Giallo-blu che al 76esimo rimangono anche in 10 uomini, doppio giallo per Altobello e nel finale Ligia tenta di approfittarne con Trombino, il cui tiro però si perde alto sulla traversa. Il 2-1 finale consegna dunque a Ligia Virtus il punto numero 20, i giallorossi che volano al 7° posto in classifica, centrando così la 5ª vittoria, terza complessiva del campionato.